Amici bellini, ci siamo. Voi perdonerete, me l'avete già perdonato, no? Perché il che fare mi ha impedito di portarvi il doppio video ieri e insomma così lo volevo far uscire stamattina e però già pure lui un pochino perché sennò mamma si preoccupa. Quindi andiamo a vedere, sappiamo adesso l'entità dell'infortunio di Anghissà e facciamo le pagelle, gli screenshot che a me piacciono molto, spero piacciono anche a voi. Cominciamo. Allora, amici bellini, dai, recuperiamo quello che c'è da recuperare. Per esempio Simone Di Mauro che si è iscritto, lo benvenutiamo, e tutti i nuovi iscritti che siete in tanti, e lasciate i like, non vi dimenticate, quindi io sono molto grateful. È importante fare quelle cose tipo prima di andare a dormire, no? Sono thankful, come si dice? Ringrazio la Madonna, non mi ricordo come mi chiamo, è difficile la doppia lingua, però non è difficile dire il nome del nostro numero 77. Khvicha Kvaratskhelia. Per qualcuno è un po' difficile. Lasciate il like perché non per tutti, per qualcuno è difficile. Per esempio, L'esplode del Napoli secondo me oltre a oltre a Karaschegna sta nell'upgrade Karaschegna, Chiara Stella. No, tranquilli, ringrazio, però devo ringraziare le cose importanti. Ringrazio Michele, guardate Michele, mi metto di qua. Michele con la doppia tazza, perché capito? Cin cin. E allora cin cin Michele, molto bene, guardate come si mette a fuoco. Queste sono le cose belle. E pronti con un Ambrabam tattico. Vedete, ci spostiamo da questa parte e ci sono già i giocatori pronti perché voglio fare le pagelle. E voi dite, ma è già passata, dobbiamo pensare a Bologna? No, sì, però al Bologna ci dobbiamo pensare domani, perché immagino ci sarà conferenza di Spalletti e ci darà più dritte su quelle che potrebbe essere una formazione che secondo me la possiamo indovinare, no? Possiamo indovinare un Ostigard magari che viene al posto di Juan Jesus, possiamo indovinare un ritorno di Mario Rui, una staffetta Politano, e poi ci sarà il dubbio Osimhen, perché questo è quello che poi tiene banco adesso tra le discussioni dei tifosi del Napoli. Ci sta tutta, perché poi il Napoli cambia modo di giocare, eccetera. Le cose belle. Allora partiamo con gli screenshot che vi volevo far vedere, ve li avevo promessi, ve li porto. Questa è la prima cosa, il controllo non ve lo posso far vedere ma voi ve lo ricordate, palla di Olivera tra l'altro, non Oliveira è un altro giocatore. Il controllo orientato di Zielinski con il tacco che fa fuori il suo marcatore, e poi la visione di gioco, vede il passaggio lungo, non vede il passaggio corto con Anghissà, ma vede subito quello per Di Lorenzo che controllerà, avanzerà sulla sua verticale, si troverà Lozano che andrà avanti e poi Di Lorenzo continua la corsa per fare la sovrapposizione, Lozano lo ignora e in questo caso fa bene, stringe verso il centro, Zielinski ha seguito e poi gli regala quel cioccolatino. Il gol di Lozano non era nemmeno facile, è stato molto bello, tra l'altro entra nei 4 gol più belli della Champions di quella giornata, vince Son del Tottenham, però insomma per me quello di Raspadori è ancora più bello di tutti i 4 che ho visto, ma non fa niente, insomma il Napoli se magari viene meno considerato in Italia perché le sappiamo le polemiche sui giornali eccetera, però in Europa vi devo assicurare che se ne parla. C'ho un amico che si occupa solo di baseball e mi sta dicendo, ma scusa Valerio, ma per quello che ho capito, ma il Napoli sta andando molto bene in Champions, e se ne parla. E l'altra cosa, lui che non segue il calcio dice, ma questo ragazzo che segna sempre, la città è Holland, sì, è impossibile, è ingiocabile, Holland è assolutamente ingiocabile. Quindi questo è il primo screenshot dove vi volevo far ammirare l'intelligenza e la classe di Zielinski. Poi il secondo, quello che poi porta al gol di Raspadori, è questa azione dove Zielinski vede Kvara che gliela ridà di tacco, guardate in quel fazzolettino che non è un fazzolettino di spazio assolutamente, è un fazzoletto di classe, il controllo
la sensibilità, ecco, dei piedi di Kvara, che ridà la palla a Zielinski col tacco, con diciamo la parte esterna della scarpa. Zielinski continua, poi serve Kvara che continua la corsa, che si accentra, e Kvara aveva anche una doppia possibilità, perché una volta che si era arrivato in aria, Kvara qui sceglie Raspadori al suo fianco, ma avrebbe potuto anche servire in profondità Lozano, che stava facendo il taglio da prima punta. Questa è una cosa che Lozano fa molto bene, questa è una cosa da sottolineare, perché in più partite lo stiamo vedendo che Lozano poi raggiunge la posizione di prima punta quando Raspadori si allontana dall'area, ed è ottimo. E ancora sottolineiamo sempre Di Lorenzo inesauribile, che si propone, che continua a scendere, veramente impressionante, veramente impressionante. Altra cosa che vi volevo far vedere, tutti gli screenshot così, la faccia di Politano al gol di Raspadori è bellissima, è proprio quella cosa come a dire mamma mia che gol che ha fatto, veramente incredibile. E anche altre facce vi devo far vedere, perché ci sono le cose belle e le cose brutte. Ve le sviscero, poi dopo le accenniamo. Le cose brutte: il body language di Elmas, gli scontri che ci sono stati, non abbiamo avuto modo di parlarne, però dobbiamo segnalarlo perché è cronaca, scontri tra tifosi del Napoli e tifosi dell'Ajax. La situazione dei disabili, c'è stato quel video di denuncia e pare che il Napoli ci stia pensando, se ne occuperà, perché è inaccettabile che poi il settore dove stanno i disabili tutti si alzano in piedi e loro non possono vedersi la partita, veramente una cosa inaccettabile. E poi la cosa brutta è Anghissà e l'infortunio, si parla almeno di 20 giorni, quindi io prevedo, senza voler fare il mago o niente, che possiamo immaginarcelo in panchina contro il Liverpool. Non credo prima di quello, anche perché non devi rischiare questo elongamento, come si può dire, non è una lesione, ma se poi ci giochi sopra, ecco perché magari è più breve del previsto, perché si è fermato subito anche Side, è stato bravo. E quindi queste sono le cose un po' meno belle. Le cose belle però le vediamo, perché anche Elmas, sulla cosa brutta del body language, c'è una cosa bella che vi volevo far vedere. Continuiamo con gli screenshot. Questa è una delle cose belle, per esempio, perché quando Spalletti ci dice io devo mettere Osimhen anche per i colpi di testa quando perdo Anghissà, questo è un lancio che vi dicevo di Kim, confermato da questo screenshot, lo stacco imperioso di Osimhen, che non solo la stacca bene di testa, ma indirizza il pallone per il movimento di Lozano, che poi andrà dritto verso la porta e il portiere parerà. Ma non è importante, l'importante è arrivarci. Come body language di Elmas, c'è questo ingresso dove c'aveva questa cosa un po' così, dice vabbè niente, sono la riserva di Kvara in questo momento e c'è poco da fare. Però poi vedremo anche la cosa bella di Elmas, che è questa qui. Me la facevano notare gli amici abbonati, mentre Osimhen esultava, si spogliava di qualsiasi cosa, della maglia, della maschera e tutto, Elmas va a recuperare tutte le cose, tutti i belongings di Osimhen. Avrebbe potuto anche fregarsene, invece raccoglie le cose e gliele riconsegna, non sorridendo esageratamente così, però è comunque gioco di squadra, la voglio identificare così, perché se no è un peccato. E quindi abbiamo visto quest'altro screenshot. Ovviamente Osi croce e delizia, perché si butta troppo presto molto spesso e finisce in fuorigioco. Osi gioco, fuori men, però qui vedi, lui già si butta, è fiducioso, è ottimista, ci prova, ci crede. Vedete all'88esimo e 50 secondi il terzino, non so chi fosse, la mezzala dell'Ajax, che fa il retropassaggio verso Blind. Osi comincia la corsa, è una corsa già forte, e vediamo dopo esattamente 3-4 secondi Osi è andato praticamente in marcatura, vedete anche il minutaggio, è andato in marcatura su Blind, gli soffia il pallone, quasi incespica sul pallone e poi segna a porta vuota. Quindi queste sono le cose che mi sentivo di farvi vedere. Andando ai voti, 6,5 a Meret, fa un'ottima parata su un tiro di quel Bergwijn che praticamente punta Di Lorenzo, lo stupitea un po', fortissimo Bergwijn. Di Lorenzo devia e la palla stava diventando pericolosissima, Meret fa una buona parata. Su Di Lorenzo poi io gli do 6,5, mi piace come si propone, lì qualche cosa è successo in fase difensiva, però avrebbe un potenziale assist anche questa volta, che Osi si mangia alzando sulla traversa
pensa a un pallone praticamente fatto. Quello era un assist di Di Lorenzo e un quasi assist. Diamo 6 a Kim, 6 a Juan Jesus, che un pochino qualche fase l'hanno sofferta. Non vorrei bocciare Kim sulla destra, spesso ci è capitato di dirlo anche per Koulibaly, che si trova meno a suo agio. Secondo me era semplicemente una partita così, dove dopo del doppio vantaggio il Napoli ha abbassato un attimino quella che era l'attenzione, mentre ad Olivera voglio dare 7, che mi ha impressionato tantissimo la capacità di corsa, l'attenzione, i colpi di testa, veramente un terzino normale ma importante, quei movimenti alla Teo. È chiaro, è un paragone ancora difficile da fare, però quello che ci dicevamo quando guardavamo gli highlights, molto bene Olivera. All'Anghissà diamo 6, mi sembrava in flessione già nell'ultima partita, una flessione naturale, una flessione di logica di stanchezza, un giocatore che gioca per 2 e quindi speriamo di non averlo perso per tanto tempo. È qui che Spalletti dovrebbe prevedere il futuro e capire, oppure con gli studi che fanno sul fisico dei giocatori. 6, bene che si sia fermato. Lobotka 7, ma veramente è poco, voglio dire, gli diamo il 7, mi sembra il voto minimo di Lobotka quando fa una partita normale delle sue, si gira, non lo ferma, si prende falli, veramente straordinario. 7,5 però a Zielinski, che dispensa anche un assist, dispensa gran calcio. Era veramente la sua partita, la partita dove Zielinski ti piace, proprio ti riconcilia con il gioco del calcio. A Kvara però devo dare 8, mi dispiace, è troppo forte, è troppo una bestia, anche questa volta assist, segna il rigore. E vediamo tra l'altro una cosa che mi piace farvi vedere, ecco, mi stavo dimenticando uno screenshot, ve lo faccio vedere subito. È un doppio screenshot dove si vede benissimo il momento in cui Osi consegna il pallone a Kvara e gli dice vai, mettilo sul dischetto e segna. Questo è il momento. Kvara gli dice proprio you, lo tiri you, perché lo c'aveva lui il pallone, e in questa seconda fase gli dà proprio la benedizione. Vai tesoro, fai tu. E sappiamo quanto comunque Osimhen voleva segnare, quindi non da poco. Raspadori, anche solo per la bellezza di quel gol, per me merita 7,5. Fa un gol da centravanti puro, il controllo con il destro in un attimo, poi fa partire questo sinistro fulminante. 7,5 anche a Lozano, c'è il gol, c'è tanta proposizione, si prende dei falli importanti. E voglio dare 7 a Ndombele, bell'impatto, che sia anche di buono auspicio, perché sarà probabilmente lui la prima scelta di Spalletti per sostituire Anghissà. Speriamo che possa fare anche molta fase difensiva, molta fase difensiva bene. E voglio dare 6,5 ad Osi, che croce delizia, si mangia qualche gol, va spesso in fuorigioco, però poi qualche gol lo fa e te lo farà e metterà nel panico le difese, lo sappiamo, lo conosciamo bene, non ci accaniamo. Lo so che il Napoli sembra giocare un pochino meglio senza di lui, però non ci accaniamo. Ricordiamo anche l'inizio dell'anno scorso, dove si stava imparando alcuni altri movimenti, e comunque anche lui molto giovane, quindi andiamo avanti così. Quindi le cose brutte le abbiamo dette. Elmas sì, speriamo di non averlo perso, però fa delle cose anche belle di squadra. Per quanto riguarda gli scontri, a pari degli scontri, e quindi l'immagine di Napoli che viene un po' sporcata da quello, c'è un video bellissimo che dovete andare a vedere dello youtuber Togden, che si fa il viaggio a Napoli, si va a mangiare le 2 pizze più buone del mondo, e aveva anche predetto il 4-2, un video bellissimo, emozionante, dove dice guarda, ma mi hanno trattato benissimo, era una delle giornate più emozionanti della mia vita. Ed è queste sono proprio le cose belle. Le cose belle è anche l'impatto di Ndombele, sicuramente nell'entrare subito in partita e di essere, insomma, un giocatore di livello per il centrocampo del Napoli, che è proprio sempre il reparto importante. Poi davanti creano il panico. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ne parliamo poi domani sulla formazione che si può già individuare contro il Bologna. Calma, perché sempre calma. E così andiamo tranquilli, viaggiamo a vista, godiamoci il percorso. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credibili. Sei iscritto pure a TikTok? Dai,